Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Bene, allora abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Il programma era incredibile. Abbiamo mangiato salame affumicato, una frittatona fatta squisita con 8 erbe raccolte nell'orto di Gigi Mosolo, 16 uova 16 uova senza timbro, e soprattutto abbiamo anche con noi, pensate, il professor Pinkermayer dell'Università di Iena, eccolo qua, che ci dà, come si dice, la spinta giusta. Spinta giusta è quella che ci voleva per chiudere bene questa serata. Posso fare il rutto lì? No, non è chiusa ancora perché abbiamo un po' di Buiese, sì, e poi ci sono altri amari. È un campionato molto... Abbiamo la moviola in campo, come potete vedere, qua i terzini li mettiamo, li spostiamo. Mentre vediamo... Centro mediano, eccolo qua mettiamo i 2 terzini. Mentre vediamo che c'è qualcuno che si avvicina dalla porta che sta suonando, ma noi lo lasciamo fuori perché ormai è finito tutto e quindi andate in pace, arrivederci. Andate in pace, se volete venire solo per bere il Pirkermeier qua e basta. Una bellissima serata. Università di Iena, ricordati. Con tanti amici squisiti, amici per la pelle, conosciuti anni fa, tanti anni fa. I migliori amici. Però sai convinti amici. Però fanno la bottiglia come quella del, come si chiamava là, che dal frate? Il frate. Come si chiamava il Radius? Radius, sì, qual è Radius? Aveva la corda, la cordella. Sì, quella del frate, no? Radius. Sì, qui siamo vicino a Castelmonte anche, quindi a Benedinus, anzi ci andrà dalla benedizione, però se insomma noi siamo dei giornalisti che non segnals di cagador, come dicono gli esperti, e soprattutto non ci prendiamo troppo sul serio. No, ma noi siamo così perché va bene così, non è che voliamo sulle cime alte, noi arriviamo al massimo a Mataiurno, su Monte Nero andiamo di tanto in tanto, su Monte Bianco. Io mi fermo in badia che la mia. Chi l'ha visto, insomma, no? Le catene ce l'ho in macchina. Sì, basta, quindi non è che meglio di così. Navighiamo a vista, a livello zero, senza rompere le scatole nessuno. Bene. Possibilmente. Bene. Però facciamo quello che possiamo. Quello che possiamo, mi raccomando, Osterie TV. Questo è solo il promo del programma che andrà in onda, pensate, sabato 6 giugno, può essere 6 giugno, è di sabato. Allora, sabato 6 giugno alle 19:15, 19:20, poi in replica domenica 7 giugno alle 12:30 e il martedì successivo a mezzanotte. Ciao! Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.